Salve ragazzi e benvenuti in questa nuova avventura. Siamo sull'estremo nord del Parco Regionale della Lessinia, al confine tra il Veneto e il Trentino Alto Adige. In questo luogo abbiamo scovato un'area davvero piena di trinceramenti, gallerie e opere della Prima Guerra Mondiale. In effetti non siamo molto lontani da quello che era il fronte. Qui possiamo vedere già alcune trincee scavate su questo che è una sorta di penisola che penetra all'interno di questa valle. Guardate anche qui un trinceramento davvero molto profondo. Questo panorama davvero splendido. Da quella parte tutto l'altopiano, diciamo, della Lessinia. Qui la valle che ci divide dal monte Carega, mentre dall'altra parte, che vedremo fra poco, si intravede il fronte dello Zugna, il vero fronte della Grande Guerra in questa parte del nord Italia. Dunque ragazzi, siamo pronti ad entrare in questo grande comprensorio di trincee che non furono mai utilizzate perché vennero costruite solo nell'eventualità che il fronte del Monte Zugna venisse rotto, venisse penetrato verso sud dagli austriaci, e quindi ci sarebbe stata un'altra linea difensiva pronta a resistere. Andiamo a vedere queste fantastiche opere. Ora stiamo scendendo da questo pendio con qualche pericolosità perché qui la montagna scende proprio pendente. Guardate intanto uno di questi ingressi che portano alla trincea. Si scendeva o da quel lato o da questo, e qui i soldati hanno ricavato addirittura una scaletta nella roccia. Guardate che meraviglia. Ora siamo proprio all'interno di questa linea scavata tutta nella roccia, ma anche, guardate, la trincea è costruita con dei meravigliosi muretti a secco che resistono ancora qui dopo più di un secolo senza ricevere alcun tipo di restauro. Questo è uno dei punti d'avvistamento. Ora, esattamente dove vi indico con il dito, lì c'era il fronte, il vero fronte di Rovereto e dello Zugna poco più a destra. Quindi da questi punti i soldati italiani riuscivano proprio a vedere l'avanzare o l'indietreggiare del fronte, insomma la situazione su quella che era una delle zone più calde della Prima Guerra Mondiale in Italia. Lì vediamo tutta la Val d'Adige che scende verso Verona, come vi dicevo Rovereto, e da là parte la Valle di Lopio che va verso, più o meno verso ovest, e raggiunge il nord del lago di Garda. Quindi da qua avevano una visuale davvero molto ampia. Qui un altro punto d'avvistamento sulla valle sottostante. Guardate anche questo muretto
eccezionale. Qualcuno sarà anche abituato a vedere trincee molto articolate, molto lavorate, zone con opere militari anche probabilmente più complessi, ma il bello di questo luogo è che, essendo davvero molto lontano dalle zone turistiche, per arrivare qui ci è voluta una buona passeggiata lungo il limitare della Lessinia, e quindi appunto queste trincee non sono state restaurate, sono ancora allo stato naturale, e vedere questi luoghi appunto rimasti in balia della storia totalmente fa un certo effetto. Sembra un po' di vedere alcuni templi Maya, che so, o di altre antiche civiltà abbandonate nella giungla. Ecco, questo dà un po' questo effetto storico e selvaggio. Ma guardate qua, un altro punto d'avvistamento. Considerate che all'epoca gli alberi qui non c'erano e si sarebbe vista tutta la Val d'Adige. Guardate qui che opere sono state fatte. Qui vediamo questa balconata praticamente fatta con un muro secco. Qui c'è un dirupo e anche qui un'ottima visuale su Rovereto e la Val d'Adige. Qui sono state create anche delle gallerie. Piccoli rifugi in caso di bombardamento, e qui le bombe arrivavano perché dallo Zugna l'artiglieria riusciva tranquillamente ad arrivare qua. Quindi questi piccoli rifugi sarebbero serviti proprio a proteggersi dagli attacchi d'artiglieria. E guardate, questi sono i fori delle perforatrici che arrivarono dopo qualche tempo dall'inizio della prima guerra mondiale. In effetti le prime gallerie venivano scavate a mano, dopo dall'America arrivarono le prime perforatrici da minatore, che erano le Ingersoll Rand, e appunto queste Ingersoll, queste perforatrici aumentarono di molto il lavoro di scavo di trincee e gallerie. Trincea che prosegue giù di qua, ma anche da questa parte. Qui c'è un'altra piccola galleria, guardate qui una nicchia molto interessante, fatta anche con l'utilizzo del cemento. Guardate qui un'altra nicchia, guardate, queste rocce sono tutte posizionate da chi ha lavorato qui. Qui hanno fatto una nicchia, l'hanno ricoperta all'interno con dei sassi, e qui hanno messo addirittura dei travi. Pensate che questi travi sono qui ancora dal 15-18. Dall'interno di questa piccola galleria della Grande Guerra vi voglio mostrare una piccola chicca naturalistica. Guardate, spesso nelle grotte, nelle miniere e in gallerie come questa troviamo questo genere di arachnide. Guardate,
sembrano ragni, ma in realtà sono opilioni, cugini dei ragni, ma ragni non sono. A differenza del ragno, il corpo è formato da un unico elemento, da una sorta di pallina centrale con le zampe attaccate, mentre il ragno ne ha due. C'è una voragine, probabilmente c'è un'altra galleria che passa proprio sotto i nostri piedi. E qui un altro appunto panoramico. Qui la trincea che prosegue proprio lungo la dorsale di questa montagna. Esplorare luoghi come questo riporta ovviamente la mente a quei soldati, a quei giovani ragazzi che hanno dato la vita per proteggere la propria patria, che fossero essi italiani o austriaci dall'altra parte, il sacrificio era uguale. Vivere su questi luoghi, in questi luoghi in montagna, con il freddo e il gelo, e non solo, sotto anche ai bombardamenti, alle fucilate dei nemici, insomma davvero un grosso sacrificio, un orrore, ecco, l'orrore della guerra che non vorremmo mai rivedere, ma che purtroppo, come ben sappiamo, in molte parti del mondo, anche vicino a casa nostra, ancora oggi avviene. Ora stiamo percorrendo un'articolata galleria che fuoriesce lungo le varie trincee, guardate. Da questa parte c'è un'uscita che porta effettivamente al passaggio di una trincea. Qui la galleria prosegue per arrivare ad un'altra uscita e anche qui poi si aggancia alle trincee sottostanti. Sopra di noi, con ogni probabilità, si trovavano almeno due cannoni, due pezzi d'artiglieria. Non sappiamo se da qui i cannoni riuscivano a sparare fino al fronte dello Zugna, ma in effetti potrebbe anche essere, perché non è poi così lontano. Da questa parte ancora un'altra uscita. Qui invece la galleria termina. Guardate su queste pareti come si vede la vena di selce, la famosa selce della Lessinia usata fin dall'epoca preistorica per creare utensili.
da parte dell'uomo primitivo. Guardate. Bene ragazzi, anche questa esplorazione con questo tuffo nel passato alla Grande Guerra è terminato. Ci vediamo nella prossima avventura. Ciao!